Non ci siamo inventati nulla, nel senso che c'è una legge regionale, ma la legge regionale arriva da un accordo Stato-Regione che prevede questa figura. Abbiamo quindi fatto una delibera che individua quindi la possibilità di creare e formare queste figure. Sono degli OS che fanno poi delle ore specifiche, dei corsi e vengono quindi poi definiti OS specializzato, quindi formazione Ecco, mi complementare. scusi, è un po' come quando avete giocato la carta degli specializzanti, no? Per sopperire a mancanze anche lì nei reparti. In questo caso si tratta Sì, di figure che esattamente. subentrano a infermieri che sono andati nell'RSA, no? Sì, ma sono figure che non vanno a sostituire l'infermiere. Noi Sì, abbiamo mai detto che, perché il ricorso è stato fatto da parte degli ordini professionali, che queste figure sostituiscono l'infermiere. Ci mancherebbe. Un infermiere fa un percorso di studio ben definito, quindi la laurea triennale, l'OS invece diciamo che fa un corso di un tot di ore, quindi c'è certo. una formazione completamente diversa. Solo che queste erano delle persone formate che potevano essere di supporto in quelle situazioni, nelle case di riposo, nelle comunità dove ci sono disabili e quindi sopperire alla mancanza degli infermieri che non ci sono e non li troviamo.